Siamo alla seconda edizione di Mollacco in Villa. È un'edizione un po' particolare quest'anno perché abbiamo avuto un incremento sia dei consumatori e dei visitatori sia anche da parte dei ristoratori. Quindi abbiamo 8 malghe che hanno fornito il Mollacco e 8 ristoranti che lo utilizzano per le loro ricette. Questa iniziativa è nata per valorizzare le produzioni tipiche di questo territorio, il Mollacco del Grappa, e diciamo che è stata individuata una villa che è meravigliosa da questo punto di vista, patrimonio dell'UNESCO, e che aveva un tempo anche una malga in grappa, e quindi il legame è questo fra la villa e la malga che a suo tempo la villa era proprietaria. Possiamo dire che l'associazione è da molti anni che fa una valorizzazione di questi prodotti. Abbiamo anticipato, di solito facciamo una grande rassegna ai primi di agosto, abbiamo anticipato a fine giugno perché sono una ventina di giorni che i malghesi sono saliti in malga e quindi diamo proprio una primizia al consumatore e al visitatore. Siamo contenti di questa manifestazione, abbiamo avuto un riscontro importante da parte dei consumatori e questo ci serve per promozionare ulteriormente questa tipicità del Mollacco del Grappa. Formaggio fresco, formaggio che viene utilizzato dopo 15 giorni che viene prodotto, e un formaggio che ha delle caratteristiche particolari. È l'unico formaggio di malga di colore bianco ed è fatto esclusivamente con latte del pascolo delle bovine. Ci sono 15 malghe operative in questo periodo, abbiamo anche delle malghe con giovani e da questo punto di vista possiamo ben sperare che per il futuro possa continuare questa attività che è molto dura, molto impegnativa, specialmente quest'anno con questo clima particolare che ha fatto pioggia fino all'altro giorno, però ci diamo fiducia nel futuro dei nostri malghesi. Banca per Happy San Biagio è a fianco dell'Aprolab sempre in manifestazioni come questa che rivalutano non solo il territorio e le produzioni del territorio, ma rivalutano soprattutto il ruolo delle aziende agricole e degli operatori. Questa sera c'è un abbinamento tra il Mollacco, che è un prodotto di malga, che è una delle perle della nostra tradizione lattiero-casearia, e degli chef. Quindi una serata come questa che permette di far conoscere al pubblico, alle persone, la qualità dei nostri prodotti, ma soprattutto dare valore alle persone che lavorano nel nostro territorio, che lo difendono, che lo accudiscono, ma soprattutto questi imprenditori agricoli che ci danno un prodotto che parla del nostro territorio, che è un prodotto che senza il sostegno dell'Aprolab sarebbe andato molto probabilmente a scomparire. Quindi un grazie all'Aprolab per il sostegno che dà alla filiera produttiva lattiero-casearia. Noi come Banca per Happy San Biagio crediamo e abbiamo sempre creduto nei progetti di Aprolab e quindi per noi la collaborazione continua. Parliamo del Mollacco del Grappa, un formaggio tipico di questa zona che l'Aprolab, attraverso il nostro direttore Bernardi, ha da diverso tempo sostenuto e soprattutto fatto conoscere, perché era un formaggio che stava un po' andando, non era molto conosciuto. Con questa iniziativa e soprattutto anche con iniziative fatte in malga, che le facciamo di solito il 1° di agosto, abbiamo da diversi anni sostenuto questo formaggio e adesso sta dando degli ottimi risultati perché è molto conosciuto e apprezzato e quindi merita di essere portato a conoscenza, e viene utilizzata questa villa che in questa zona è molto importante, e questo ci aiuta anche a far conoscere di più questo prodotto. Sostenere il Mollacco vuol dire sostenere questi allevatori di montagna, soprattutto nelle malghe, e secondo me meritano di essere presentati, conosciuti, perché il lavoro di malga è un lavoro difficile, è un lavoro di sacrifici, di rinunce, e portare questo loro prodotto qui in questa occasione è secondo me la migliore riconoscenza per tutto quel lavoro che fanno e tutti i sacrifici che fanno